La guerra d'inverno, nota anche come guerra russo-finlandese, è un conflitto che fu combattuto tra il 30 novembre 1939 e il 12 marzo 1940 dalla Finlandia e dall'Unione Sovietica. L'attacco alla Finlandia da parte dell'Unione Sovietica ebbe come conseguenza l'espulsione di quest'ultima dalla Società delle Nazioni. Le cause del conflitto furono, da un lato, l'aspirazione dell'Unione Sovietica ad acquisire alcuni territori finlandesi di importanza strategica dal punto di vista militare, scambiandoli con propri territori di maggiore superficie, e, dall'altro, la volontà della Finlandia di non cedere alle richieste sovietiche, sia per motivi patriottici legati ai sentimenti politici antirussi, che per il timore dei pericoli insiti in una dimostrazione di debolezza verso il potente vicino, quale sarebbe potuta apparire la cessione di territori nazionali. La guerra ebbe termine nel marzo 1940, con la firma dell'accordo di pace, il Trattato di Mosca, per il quale la Finlandia cedette all'Unione Sovietica circa il 10% del proprio territorio, tra cui gran parte della Carelia, alcune isole del Golfo di Finlandia, nonché l'estremo nord della propria porzione della penisola di Ribaci. Il territorio della Finlandia fu conquistato e annesso al Regno di Svezia nel XII secolo. Nel 1721 la parte meridionale prospiciente del Golfo di Finlandia fino alla sponda settentrionale del lago di Ladoga fu annessa all'impero russo a seguito della sconfitta svedese nella Grande Guerra del Nord. Nel 1809 l'intero territorio fu ceduto alla Russia. Lo zar Alessandro I lo incorporò nell'impero russo elevandolo a Granducato, dotato di grandi privilegi e autonomia, creando così le premesse storiche per la nascita dello Stato finlandese. Nella seconda metà dell'Ottocento, lo zar Alessandro III abolì gran parte dei privilegi di cui godeva il Granducato, allo scopo di rendere più omogeneo il vasto impero, sia per il linguaggio che per l'amministrazione. Il crescente nazionalismo e del panslavismo in Russia portarono a una politica di russificazione forzata da parte dell'ultimo zar Nicola II. Questo processo fu visto dall'elite intellettuale finlandese come una minaccia alla propria cultura e alla propria autonomia, facendo nascere l'aspirazione a una completa indipendenza. La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e il collasso dell'impero fornirono alla Finlandia l'occasione per guadagnarsi l'indipendenza, che venne proclamata il 6 dicembre 1917. Ne seguì lo scoppio della guerra civile tra comunisti, supportati dalla Russia bolscevica, e i bianchi, supportati dalla Germania e guidati dal generale Carl Gustav Emil Mannerheim, aristocratico ed ex ufficiale dell'esercito imperiale zarista. La guerra, breve e sanguinosa, portò a una sconfitta dei comunisti, i cui superstiti furono imprigionati, uccisi o costretti a fuggire in Russia. Nel 1919 la Finlandia divenne una repubblica e il Partito Comunista fu dichiarato fuori legge. Tra il 1919 e il 1920 i finlandesi sostennero con l'invio di truppe della guerriglia antisovietica e delle forze bianche nella Carelia orientale, aspirando ad annettere il territorio, nel quale era presente una consistente minoranza, i Kareliani orientali, ritenuta parte del popolo finlandese, anche se tra le due genti non era mai esistito alcun rapporto storico a parte la comune origine linguistica ugro-finnica, insieme a quello della penisola di Kola, per creare la Grande Finlandia. La pace tra Finlandia e Russia sovietica fu firmata a Tartu, in Estonia, il 2 febbraio 1920. Poiché all'epoca della pace la Russia sovietica era ancora impegnata in una guerra civile e in quella sovietico-polacca, la Finlandia riuscì ad ottenere frontiere molto vantaggiose, comprese quelle dell'Istmo Kareliano, dove il confine fu fissato lungo il fiume Sestra, a solo 32 km da Petrogrado, poi Leningrado, allora capitale della Russia. In pratica la Finlandia ottenne la stessa frontiera che aveva quando, come Granducato, apparteneva all'impero russo, e in più la regione e il porto di Pezzamo sul mar glaciale artico. Per tutti gli anni 20 e 30 i rapporti tra le due nazioni restarono ostili. La propaganda sovietica additò più volte la Finlandia come uno degli stati nemici della rivoluzione. Inoltre il governo sovietico nutriva forti sospetti riguardo alla politica estera finlandese, poiché nel 1918 la Finlandia aveva aperto il proprio territorio all'intervento delle truppe tedesche e, un anno dopo, aveva concesso l'uso delle proprie basi navali al Regno Unito per attaccare le navi russe. La Finlandia, dal canto suo, non abbandonò mai le proprie rivendicazioni territoriali sulla Carelia sovietica e fu periodicamente percorsa da agitazioni politiche provocate da movimenti di ispirazione fascista, quali il Movimento della Lupua e la Guardia Civile, che culminarono all'inizio degli anni 30 in tentativi di colpi di Stato come la marcia su Helsinki e la ribellione di Mansala. Nella propaganda dei bianchi finlandesi dominavano temi di odio etnico verso i russi, considerati una razza inferiore e il nemico acerrimo.
e non basse a mitigare la reciproca diffidenza la firma di un patto di non aggressione stipulato nel 1932 e rinnovato nel 1934 per altri 10 anni. Nella primavera del 1938 il secondo segretario della legazione sovietica a Helsinki, nonché membro dell'NKVD, Boris Yarkev, telefonò al ministro degli esteri finlandese Rudolf Osti, chiedendo un incontro urgente per discutere, in via confidenziale, alcune questioni della massima importanza. L'incontro avvenne il 14 aprile e Yarkev riferì delle preoccupazioni del governo sovietico circa la possibile guerra con la Germania, chiedendo quale sarebbe stato l'atteggiamento della Finlandia in tal caso. Più precisamente, essendo molto probabile, ad avviso del governo sovietico, che i tedeschi avrebbero cercato di portare all'attacco anche nel territorio finlandese, se la Finlandia avesse permesso ai tedeschi di passare attraverso il proprio territorio, o se si fosse opposta con la forza a tale evenienza. Le conversazioni continuarono nei mesi successivi e il 18 agosto Yarkev precisò le richieste sovietiche. Qualora il governo finlandese avesse ritenuto di non poter concludere un trattato militare, l'Unione Sovietica avrebbe considerato sufficiente un impegno scritto con il quale la Finlandia si fosse dichiarata pronta a respingere ogni possibile attacco e ad accettare l'aiuto militare sovietico. In contropartita, l'Unione Sovietica avrebbe garantito l'inviolabilità delle frontiere finlandesi e avrebbe stipulato un trattato economico vantaggioso per la Finlandia, impegnandosi ad acquistare, senza limiti quantitativi, i prodotti agricoli e industriali finlandesi. Tali proposte furono considerate dal governo centrista del primo ministro finlandese Aimo Kajyander come una violazione della sovranità finlandese e in conflitto con la politica di neutralità perseguita dalla Finlandia e di concreto con le nazioni scandinave. Esse pertanto vennero lasciate cadere. Ufficialmente la politica estera finlandese era di equidistanza tra la Germania e l'Unione Sovietica. Tuttavia certi episodi sembravano indicare una certa sintonia col regime nazista, tali da alimentare la diffidenza e la preoccupazione delle autorità sovietiche. Infatti, i più alti ufficiali delle forze armate finlandesi avevano intrattenuto contatti continuativi con la gerarchia militare tedesca e avevano più volte effettuato visite in Germania. Il 30 giugno del 1939 il capo di Stato Maggiore dell'esercito tedesco, il generale Franz Halder, era stato cordialmente ricevuto a Helsinki come ospite del governo finlandese, insignito di una decorazione ufficiale e invitato ad assistere alle manovre delle forze armate finlandesi nell'istmo della Carelia. 2 mesi dopo avevano avuto luogo, lungo la frontiera con l'Unione Sovietica, le più grandi manovre militari mai organizzate dalla Finlandia e, come osservatori, erano stati invitati tutti gli addetti militari esterni, tranne quelli sovietici. All'inizio dell'anno, inoltre, le fortificazioni lungo la frontiera istmica con l'URSS erano state dimostrativamente rafforzate da migliaia di volontari della Società Accademica di Karelia, un movimento politico accademico e studentesco di estrema destra, fortemente antirusso che mirava dichiaratamente all'espansione della Finlandia nella Carelia sovietica. Dopo l'occupazione tedesca nel marzo del 1939 della Cecoslovacchia e del territorio di Meln in Lituania, in aprile Stalin avviò le trattative con la Francia e il Regno Unito, proponendo una triplice alleanza, una coalizione militare che avrebbe dovuto garantire la sicurezza in Europa, contro l'espansionismo tedesco e, se necessario, entrare in guerra contro la Germania. Alla fine di luglio i colloqui raggiunsero un punto morto. A Stalin sembrava che le potenze occidentali non prendessero sul serio la proposta di tale alleanza e fossero più interessate a brandirne la possibilità come spauracchio nei confronti della Germania. In marzo il ministro degli esteri sovietico Maxim Litvivov propose alla Finlandia l'affitto di 5 piccole isole del Golfo di Finlandia come posti di osservazione per la marina sovietica, ma il governo finlandese rigettò la proposta, nonostante il generale Mannerheim, allora presidente del Consiglio di difesa finlandese, avesse avvisato di non respingerla senza tentare di giungere a un accordo. La strategia militare sovietica era basata sulla convinzione che in un modo o nell'altro la Finlandia sarebbe stata utilizzata dalla Germania per portare l'attacco verso Leningrado. Tale convinzione fu ulteriormente rafforzata dalla riluttanza mostrata dalle potenze occidentali ad accettare le richieste sovietiche riguardo alla propria sicurezza nel Baltico, durante i negoziati dell'estate del 1939. Stalin si convinse che le potenze occidentali speravano in una guerra fra la Germania e l'Unione Sovietica e, di conseguenza, accettò le proposte di accordo avanzate dai tedeschi all'inizio di maggio. Il 23 agosto 1939 firmò un patto di non aggressione con Adolf Hitler, patto Molotov-Ribbentrop. Stalin ottenne così dalla Germania ciò che Francia e Regno Unito gli avevano decisamente negato durante i negoziati per la Triplice Alleanza:
Mano libera nel Baltico permette al sicuro le posizioni strategiche sovietiche in un'area ritenuta vitale per la sicurezza di Leningrado. Nel contesto del negoziato, mano libera significava il diritto di procedere preventivamente per contrastare sul nascere ogni possibile tentativo di sovversione o invasione tedesca degli stati baltici, indipendentemente dalla volontà dei loro stessi governi. Il patto sovietico-tedesco includeva un appendice segreta nel quale la Finlandia, gli stati baltici e la Polonia orientale erano classificate come zona di sicurezza sovietica. Una settimana dopo i tedeschi attaccarono la Polonia, imitati a metà settembre dalle truppe sovietiche, che varcarono i confini polacchi occupando la Polonia orientale, un territorio pressoché corrispondente a quello annesso alla Polonia dopo la guerra sovietico-polacca nel 1920, e gli stati baltici furono obbligati ad accettare basi militari sovietiche nel loro territorio. L'Estonia firmò l'accordo il 28 settembre, la Lettonia il 5 ottobre e la Lituania l'11 ottobre. Il 5 ottobre del 1939 il commissario dell'esteri sovietico Molotov telefonò all'ambasciatore finlandese a Mosca Arno Iiro Koskinen chiedendo un incontro urgente con il ministro degli esteri finlandese Elias Erkko per avere uno scambio di vedute su questioni politiche concrete. I finlandesi presero tempo, avviando la mobilitazione generale delle forze armate, mascherandola sotto il nome di esercitazione straordinaria, e decisero di non impegnarsi nei colloqui a livello di governo, ma di inviare a Mosca una delegazione guidata dall'ambasciatore a Stoccolma Io-Kusti Paasikivi e composta inoltre dal capo del dipartimento al ministro degli esteri Johan Nikup e dal consigliere militare della Presidenza della Repubblica, colonnello Aladar Pasonen. Le istruzioni date a Paasikivi erano di enfatizzare che la politica di neutralità, il fatto di essere un piccolo paese, il Trattato di Tartu e il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica rendevano difficile che la Finlandia potesse diventare una minaccia per l'Unione Sovietica, mentre ogni concessione territoriale o aggiustamento alle frontiere erano da scartare, come pure l'installazione di basi militari sovietiche in territorio finlandese. Solo, se strettamente necessario, Paasikivi poteva concedere qualche piccola isola del Golfo. Ogni concessione doveva essere reciproca e le compensazioni dovevano apparire ragionevoli agli occhi degli osservatori stranieri. Nessuna discussione era permessa riguardo ai trattati di mutua assistenza. I colloqui iniziarono il 12 ottobre. Alla delegazione finlandese si unì l'ambasciatore Irio Koskinen. Per i sovietici erano presenti sia Molotov che Stalin. Le richieste sovietiche, giustificate con la necessità di poter controllare l'ingresso del Golfo di Finlandia e garantire la sicurezza di Leningrado, erano lo spostamento della frontiera sull'istmo di Karelia, in modo che la stessa fosse a 70 km da Leningrado, cioè oltre il raggio d'azione delle artiglierie pesanti, la cessione della parte occidentale della penisola di Ribaci, per meglio proteggere l'accesso al porto di Murmansk nell'estuario del fiume Kola, l'unico porto della Russia settentrionale sempre libero dai ghiacci, e contemporaneamente controllare l'accesso al porto finlandese di Petsamo. La cessione delle isole di Sursari, Davansari, Titarsari e Koivisto nel Golfo di Finlandia, l'affitto di una base navale sul promontorio di Anko, con diritto di ancoraggio per le navi sovietiche nella baia di Lappoia, che, insieme alla base di Paldiski in Estonia, avrebbe assicurato di poter sbarrare col fuoco incrociato delle artiglierie costiere l'ingresso nel Golfo di Finlandia alle navi nemiche. La distruzione delle fortificazioni in Karelia in cambio di un'analoga azione da parte russa, il rafforzamento del patto di non aggressione in vigore mediante l'addizione di un'ulteriore clausola per cui le parti contraenti si sarebbero impegnate ad astenersi alla partecipazione di alleanze che potessero essere direttamente o indirettamente ostili dall'altra parte. In tutto 2761 km² di suolo finnico, in compensazione del quale Stalin era pronto a cedere 5529 km² di territorio sovietico nei distretti di Repole e Porajärvi nella Karelia orientale. Impressionato dall'ampiezza delle richieste sovietiche, che riguardavano anche questioni sulle quali gli era stato proibito trattare, Paasikivi tornò a Helsinki per nuove istruzioni. Le proposte sovietiche divisero il governo finlandese. Nel Consiglio di Stato finlandese si contrapposero la posizione dura, contraria ad ogni compromesso territoriale e politico, del ministro degli esteri Erkko e di quello della difesa Juha Häkkinen, con quella più possibilista di Iiro Koskinen, del ministro delle finanze Väinö Tanner e del maresciallo Mannerheim, favorevoli a trovare un accordo. Alla fine prevalse la linea dell'intransigenza e, alla risposta scritta preparata dallo stesso Erkko, il governo finlandese concluse che, sotto nessuna circostanza, la base di Anko poteva essere affittata all'Unione Sovietica, né poteva essere ceduta alla parte finlandese della penisola di Ribaci.
5 piccole isole potevano essere cedute dietro compensazione. Un piccolo aggiustamento alla frontiera sull'istmo poteva essere accettato, la cosiddetta curva Cuoccala, una piccola striscia di terra sul lato del golfo. Il patto di non aggressione del 32 poteva essere modificato in modo da affermare che nessuna delle due parti contraenti avrebbe aiutato un altro Stato ad attaccare l'altra parte. Non volendo più condurre il negoziato senza un membro del governo, Paasikivi fu accompagnato a Mosca dal ministro Vaino Tanner. Quando le nuove proposte furono presentate ai negoziatori sovietici il 23 ottobre, Stalin espresse la propria delusione dichiarandole inadeguate e rimarcando più volte che le richieste sovietiche erano minime e non potevano essere ridotte. Poi prese una carta militare, cominciò a tracciare a mano libera alcune possibili linee di frontiera sull'istmo, che però lasciavano tutte l'isola di Koivisto nel lato sovietico, un punto sul quale la delegazione finlandese non aveva il potere di trattare. Dopo 2 ore di colloqui infruttuosi, la discussione era virtualmente finita. Mentre la delegazione finlandese si preparava a lasciare il Cremlino, Molotov chiese come stupito se fosse loro intenzione provocare un conflitto. La sessione terminò e Paasikivi e Tanner si prepararono a ritornare a Helsinki, ma poche ore dopo Molotov telefonò chiedendo un nuovo incontro. Quando la delegazione finlandese ritornò al Cremlino, Molotov offrì la riduzione delle truppe di terra da schierare a Anko, da 5.000 a 4.000, con la condizione che sarebbero state mantenute solo fino al termine della guerra franco-anglo-tedesca in Europa, una riduzione delle richieste territoriali sull'istmo di Karelia e l'accettazione della proposta finlandese di modifica del patto di non aggressione. Anche così, le richieste sovietiche rimanevano molto al di là di ciò che i finlandesi erano disposti a concedere. Non potendo impegnarsi su queste proposte, Paasikivi e Tanner ritornarono a Helsinki. Nello stesso tempo Tanner inviò una lettera al governo svedese, chiedendo se, in caso di guerra, la Finlandia avrebbe potuto contare sull'aiuto di Stoccolma. Il primo ministro svedese Per Albin Hansson rispose che la Svezia avrebbe continuato a rifornire la Finlandia di armi e cibo, e avrebbe consentito il passaggio sul proprio territorio dei rifornimenti di paesi terzi, e avrebbe offerto il proprio supporto diplomatico, ma solo finché non avesse implicato un proprio diretto coinvolgimento in un conflitto armato. Le proposte sovietiche furono di nuovo discusse dal Consiglio di Stato finlandese, dapprima in seduta segreta per analizzare la possibilità di difesa in caso di guerra. Il maresciallo Mannerheim era dell'opinione che la Finlandia non fosse in condizioni di affrontare una guerra. L'equipaggiamento dell'esercito era carente, con munizioni sufficienti per non più di 2 settimane. Mannerheim sperava che fosse possibile trovare un accomodamento coi sovietici che permettesse di evitare la guerra, ed era anche dell'opinione che, dal punto di vista strategico, la cessione di Repola e Porajärvi fosse la migliore offerta che i sovietici potessero fare. Riguardo a Anko, propose di offrire ai sovietici l'isola di Jursaro, a est della penisola. Il ministro della difesa Nyukanen, invece, era ottimista circa le possibilità delle forze armate finlandesi ed era convinto che avrebbero potuto resistere per non meno di 6 mesi. Sulla strada per Mosca, Paasikivi e Tanner appresero che, il 31 ottobre, Molotov aveva reso noti i dettagli dei negoziati nel suo discorso al Soviet Supremo, ma, nonostante il parere contrario di Erkko Kajander, decisero di continuare comunque il viaggio, anche perché l'annuncio di Molotov era avvenuto dopo che i finlandesi avevano considerevolmente ecceduto il tempo entro il quale Paasikivi aveva promesso una risposta a Stalin. Il 3 novembre, alla presenza di Molotov e del vice commissario agli esteri Vladimir Petrovich Potemkin, Stalin era assente, Paasikivi lesse la risposta finlandese. Le domande riguardo Anko e la baia di Lappoja non potevano essere accettate. Le isole di Seiskari, Peninsaari, Lavansari e Titansaris potevano essere cedute contro compensazione territoriale. Sull'istmo venne proposta una nuova linea di frontiera, che andava dal Golfo di Finlandia alla foce del fiume Vammerjoki e fino a quello esistente. A Pezzamo la Finlandia era pronta a cedere la parte occidentale della penisola Ribaci, ma solo a nord del fiordo dei Pumanchi. Sulle compensazioni territoriali doveva essere preso in conto l'ineguale valore delle aree cedute e di quelle proposte in compensazione. Su questi punti i sovietici si dichiararono disposti a pagare in denaro la differenza di valore dei territori. Nessuna concessione sulla distruzione delle fortificazioni in Karelia. L'incontro fu molto breve. Molotov ascoltò le dichiarazioni finlandesi e le dichiarò non adeguate. Alla fine aggiunse che i loro civili non avevano alcun ulteriore ruolo nella questione. Ora toccava ai militari dire la loro. Invece, il giorno dopo, i finlandesi vennero di nuovo convocati al Cremlino.
Questa volta erano presenti sia Molotov che Stalin. Stalin insistette per la cessione di Anko, in qualsiasi forma i finlandesi volessero, affitto, vendita o scambio, rimarcando la sua importanza per la difesa dell'Unione Sovietica e di come, a suo tempo, l'Unione Sovietica avesse assicurato l'indipendenza della Finlandia, al contrario di ciò che avevano fatto col governo zarista e di quello di Kerensky. Ora però il governo sovietico chiedeva garanzie per la propria sicurezza. In questo senso il Golfo di Finlandia era di estrema importanza per l'Unione Sovietica, ed era per questa ragione che chiedeva Anko e la baia di Lupaia. Quando i finlandesi ribadirono l'impossibilità di trattare su Anko, con loro sorpresa Stalin propose in alternativa un gruppo di isole a est di Anko, Ermanso, Ko, Ansto e Buso, e dopo aver tracciato sulla carta una linea rossa intorno a esse, chiese se avessero necessità di quelle isole. Paasikivi rispose che si trattava di una nuova questione, riguardo alla quale non avevano istruzioni. L'8 novembre un telegramma cifrato fu ricevuto dalla delegazione finlandese con nuove istruzioni. Il telegramma non era firmato e faceva riferimento a posizioni espresse dal presidente Kyösti Kallio e alle quali i gruppi parlamentari erano stati informati. La cessione di Anko in qualsiasi forma era fuori discussione. Lo stesso valeva per le altre isole proposte dai sovietici in alternativa a Anko e per l'isola di Jussaro. Interrogato in proposito la linea da tenersi nel caso nessun accordo potesse essere raggiunto su queste basi, il governo, in un successivo telegramma firmato da Erko, dava ai delegati il potere di interrompere i negoziati. La paternità del primo telegramma restò oscura. In una riunione segreta del Consiglio di Stato del 25 febbraio 1940, il presidente Kallio dichiarò di non essere stato a conoscenza dell'invio del telegramma. Nel suo libro sulla guerra d'inverno, Väinö Tanner adombrò la possibilità che fosse opera di Erko, che aveva firmato il secondo telegramma. Il 9 novembre Paasikivi e Tanner misero i sovietici al corrente della risposta del proprio governo. Stalin e Molotov si guardarono stupiti. Stalin indicò sulla carta l'isola di Russaro e chiese se potessero cedere quella. Al diniego finlandese disse che sembrava non venisse fuori nulla. Dopo un'ora di discussioni inconcludenti, non avendo l'autorità di negoziare oltre, la delegazione finlandese lasciò il Cremlino. Incapaci di rassegnarsi al fallimento dei negoziati, Paasikivi e Tanner attesero invano per 4 giorni una qualche comunicazione da parte di Molotov, che riaprisse il dialogo, ma poi, la sera del 13 novembre, ripartirono per Helsinki. Per Tanner e Paasikivi, la responsabilità principale della rottura del negoziato e dell'aver in tal modo spinto la Finlandia in un vicolo cieco fu della posizione intransigente di Erko e Kalajender. In seguito, Paasikivi si riferì al conflitto come guerra di Erko. Sembra anche che, alla vigilia della partenza per l'ultimo viaggio a Mosca, Erko avesse detto a Paasikivi di dimenticare che la Russia fosse una grande potenza. Nelle settimane seguenti vi fu una calma apparente, segnata solo da toni sempre più accesi della propaganda antifinlandese sulla stampa sovietica e dalla ripetuta violazione dello spazio aereo finnico da parte dei ricognitori sovietici. Poi, il 26 novembre, nel villaggio di frontiera di Manila, alcuni militari e civili sovietici furono uccisi da colpi d'artiglieria, di provenienza finlandese, secondo i sovietici, sovietica, secondo i finnici. La Finlandia inviò una nota al governo sovietico, chiedendo che sull'incidente indagasse una commissione internazionale, ma ormai non vi era alcuna possibilità per i negoziati. 3 giorni dopo l'Unione Sovietica interruppe le relazioni diplomatiche e il 30 novembre ordinò alle forze armate di attaccare la Finlandia. Lo scoppio della guerra provocò un radicale cambiamento politico in Finlandia. Il governo Kajander fu dimissionario e sostituito da un governo guidato dal governatore della Banca di Finlandia, Risto Ryti. Il ruolo di ministro degli esteri fu affidato a Väinö Tanner. Paasikivi fu nominato ministro senza portafoglio e al maresciallo Mannerheim fu dato il comando supremo delle forze armate. Da parte finlandese si sperava che il nuovo governo potesse riprendere i colloqui coi sovietici, ma la speranza risultò vana. All'ambasciatore svedese a Mosca, incaricato dal governo finlandese di intervenire presso il governo sovietico per riavviare il negoziato, Molotov rispose che era impossibile poiché l'Unione Sovietica riconosceva come governo finlandese unicamente quello della Repubblica Democratica Finlandese. Questo governo fu insediato il 1 dicembre a Terijoki, un villaggio di frontiera occupato dall'Armata Rossa nel primo giorno di guerra. Era presieduto da Otto Kunsien e formato da comunisti fuggiti dalla Finlandia dopo la sconfitta della guerra civile. Il suo compito era di anticipare un futuro governo filosovietico della Finlandia, condurre la propaganda contro il governo bianco di Helsinki per fomentare il dissenso interno e ottenere il sostegno dei lavoratori finlandesi,
all'avanzata dell'Armata Rossa. Un trattato di amicizia, assistenza e cooperazione fu concluso col governo dell'Unione Sovietica, in base al quale la Finlandia cedeva i territori inizialmente richiesti all'Unione Sovietica e riceveva in cambio circa 70.000 km in territorio della Carelia sovietica. Tuttavia, il governo di Terjocki fallì nel suo scopo, anzi, la sua attività ottenne l'effetto contrario. Compattò il fronte interno finlandese e portò all'isolamento internazionale dell'Unione Sovietica e alla sua espulsione dalla Società delle Nazioni. Le caratteristiche del terreno sul quale fu combattuta la guerra, unite al periodo dell'anno, furono determinanti allo svolgimento delle operazioni belliche. La frontiera orientale, dal lago Ladoga fino al quasi l'Oceano Artico, era occupata da un'immensa foresta punteggiata da circa 60.000 laghi, che, insieme alle paludi e ai corsi d'acqua, creavano un labirinto di acque e selve, tutte distanti da 100 a 250 km dalla linea ferroviaria Leningrado-Murmansk, l'unica importante via di collegamento verso il versante sovietico. L'inverno tra il 39 e il 40 fu eccezionalmente severo, il secondo più freddo dal 1828, con temperature medie intorno ai meno 30 gradi e punte fino a meno 70 gradi. Il periodo ideale per l'attacco alla Finlandia sarebbe stato quello di gelo, prima dell'arrivo della neve, che avrebbe consentito ai mezzi meccanici di muoversi agevolmente sulla superficie ghiacciata dei laghi e delle paludi, senza essere confinati sulle poche strade disponibili. Invece la neve arrivò prima del previsto, con abbondanti precipitazioni che ostacolarono i movimenti sia delle truppe che dei veicoli su ruote o su cingoli, riducendo il vantaggio sovietico in fatto di moderni equipaggiamenti. Lungo l'Istmo di Karelia, la difesa finlandese poteva contare sugli apprestamenti difensivi della cosiddetta linea Mannerheim, la cui costruzione era stata pianificata a partire dal 1919 e che correva da Capo Kironiemi, sul Golfo di Finlandia, verso nord, in direzione dei laghi Kuolamajärvi e Atialahti, per poi piegare verso est in prossimità dell'ansa del fiume Sumajoki. Da questo punto in poi la linea si appoggiava ad alcuni ostacoli naturali, costituiti dal lago Sumajärvi, le paludi di Munuasso, i laghi Murajärvi e Iskijärvi, la chiesa del villaggio di Muola sul lago Kirkojärvi, il lago Punsjärvi, il promontorio di Orvaniemi sul fiume Vuoski e quindi il corso dello stesso fiume Vuoski fino alla confluenza col fiume Tiappale, emissionario del lago di Ladoga. Sull'Istmo di Karelia vi erano 157 postazioni per mitragliatrici e 8 postazioni per artiglieria in bunker di calcestruzzo o cemento armato. Tuttavia la linea, su cui fu bloccata l'avanzata dell'Armata Rossa in dicembre, era per la maggior parte formata da mere opere campali, bunker di terra e legno, trincee, rifugi, corsus, piccoli rifugi sotterranei per la notte, ostacoli anticarro formati da fili di massi di granito, sbarramenti di filo spinato e campi minati. Queste difese potevano essere considerate formidabili per gli standard della Prima Guerra Mondiale, ma erano assolutamente non paragonabili a quelle della linea Maginot e Siegfriedo, e di certo non a livello della tecnologia militare all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. L'esperienza della guerra civile russa 1918-1920 fu un fattore decisivo nello sviluppo dell'Armata Rossa. Questa infatti condusse operazioni su aree di estensione immensa, molto al di là di quella che fu l'esperienza degli eserciti sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Mentre negli altri eserciti si dibatteva su come rompere le fasi di stallo sul campo di battaglia, i sovietici studiarono come condurre e sostenere in profondità manovre su larga scala che si pensavano avrebbero caratterizzato le guerre future. Durante la prima fase dello sviluppo dell'Armata Rossa, tra il 1922 e il 1928, il dibattito al suo interno vide il formarsi di due gruppi di opinione. L'uno, guidato da Lev Trotsky, il creatore dell'Armata Rossa, era per la formazione di un grande esercito territoriale, concentrato sulla lotta contro i nemici interni della rivoluzione, e un piccolo esercito regolare per la difesa delle frontiere. L'altro, guidato da Mikhail Vassilevich Frunze, era a favore invece della creazione di un esercito professionale, per la difesa contro i nemici esterni e di una dottrina militare unificata basata sull'offensiva e sulla guerra di manovra. Le idee di questo secondo gruppo prevalsero e, fra il 1924 e il 1925, prima di morire in seguito a un'operazione chirurgica, Frunze stesso guidò lo sviluppo dell'esercito come commissario della difesa. Un gruppo di ex ufficiali zaristi come Tukhachevsky, Sevikin, Triandafilov e Saposnikov posero le basi per lo sviluppo della dottrina militare sviluppando idee che includevano le operazioni in profondità e la meccanizzazione dell'esercito. Essi introdussero nella dottrina militare il concetto di operazionale nella conduzione della guerra, intrapposto fra la strategia e tattica,
riconoscendo l'impossibilità nella guerra moderna di distruggere un esercito avversario attraverso una singola operazione, come accadeva nelle battaglie del passato, e quindi la necessità di una serie di successive operazioni per ottenere lo stesso risultato. Queste idee furono alla base del primo manuale operativo dell'Armata Rossa, pubblicato nel 29, il PU-29, e ulteriormente sviluppate e affinate dallo successivo PU-36. Stalin, che salì al potere dopo la morte di Lenin, si rese conto che per poter modernizzare l'esercito fosse necessaria una solida base industriale, e la creazione di questa fu l'obiettivo del primo piano quinquennale, varato nel 28. Come conseguenza dello sviluppo industriale, l'Armata Rossa triplicò le proprie dimensioni, passando da 562.000 uomini nel 34 a 1.600.000 uomini nel 37. Fra il 31 e il 37 la produzione annua di carri armati passò da 740 unità a 3.139 e quella dei cannoni da 2.000 unità a oltre 5.000. Per fare in modo che l'Armata Rossa fosse in grado di mettere in pratica le teorie di Tukhachevsky, nominato a capo del Dipartimento Tecnico degli Armamenti dell'Esercito, furono creati i corpi corazzati e meccanizzati e sviluppati carri armati veloci e aerei d'assalto. Le esercitazioni combinate delle forze armate sovietiche durante questo periodo attrassero l'attenzione degli osservatori internazionali. Britannici e francesi restarono molto impressionati dalle idee di Tukhachevsky e della superiorità dell'Armata Rossa in fatto di meccanizzazione e armamenti rispetto a tutti gli altri eserciti europei. Gli osservatori comunque furono anche tutti concordi sulla rozzezza tattica delle forze sovietiche. L'Armata Rossa conduceva le esercitazioni più come parate che come effettive esercitazioni tattiche. Tuttavia l'addestramento, l'organizzazione e l'equipaggiamento dell'Armata Rossa stavano maturando insieme alla dottrina militare quando questo processo venne brutalmente interrotto dalle grandi purghe staliniane. Circa 44.000 ufficiali furono vittime dei processi staliniani. Di questi, almeno 15.000 furono fucilati e gli altri furono imprigionati o deportati in Siberia. Le purghe liquidarono la generazione di ufficiali che avevano definito la dottrina della guerra manovrata. Tukhachevsky fu fucilato nel 1937 e Svekhin nel 1938. Le loro idee vennero presto associate ai traditori del regime, ma, nonostante i sopravvissuti fossero poco inclini ad abbracciare apertamente il pensiero degli ufficiali caduti in disgrazia e il processo di modernizzazione e meccanizzazione dell'esercito si fosse arrestato, la loro dottrina continuò ad essere insegnata nelle scuole militari. Nel 1936 volontari e armamenti furono inviati in Spagna in appoggio ai repubblicani e la guerra civile spagnola fornì l'opportunità di valutare tattiche e armamenti dal vero. Qui però la guerra fu soprattutto di posizione, dove la difesa ebbe un ruolo predominante. Il generale Dmitry Grigorievič Pavlov, che aveva servito in Spagna come consigliere militare, convinse Stalin e il commissario della difesa Kliment Efremovich Voroshilov che i carri armati non avrebbero svolto un ruolo dominante sui campi di battaglia in futuro e, come conseguenza, l'alto comando sovietico si convertì alla guerra di logoramento basata sulle forze delle difese. Il cambiamento della strategia ebbe un immediato impatto sull'organizzazione e l'impegno delle forze meccanizzate. I corpi meccanizzati furono aboliti e sostituiti da brigate meccanizzate che si pensava potessero meglio sopportare la fanteria nella guerra di posizione. Secondo alcuni questo fu il peggior compromesso possibile. Le brigate meccanizzate erano troppo piccole per poter agire efficacemente in una guerra di manovra e troppo grandi per funzionare come supporto alla fanteria. Prima che il cambiamento fosse completato, l'Armata Rossa fu messa direttamente alla prova contro l'esercito giapponese durante il cosiddetto incidente di Nomonan. Il generale Zhukov ottenne una decisiva vittoria contro i nipponici, utilizzando le tattiche della guerra manovrata e delle operazioni in profondità, validando molte delle idee contenute nel PU-36. I successi di Zhukov furono utilizzati da Stalin per sostenere che le purghe non avevano indebolito l'Armata Rossa, ma, al contrario, l'avevano rafforzata. Tuttavia, a dispetto dei successi dei corpi meccanizzati di Zhukov, l'alto comando continuò a smantellare le forze meccanizzate basandosi sull'assunto che l'esercito giapponese fosse troppo arretrato per poter costituire un valido test. Le forze aeree sovietiche, VVS, impiegate contro la Finlandia, schierarono in totale circa 2.318 aerei, di cui 1.044 caccia, 855 bombardieri di base in Estonia o dislocati tra l'estremo nord e il Golfo di Finlandia. Alcune fonti sovietiche parlano invece di 3.253 aerei disponibili per la guerra d'inverno. I velivoli sovietici comprendevano bombardieri Tupelov SB-2, Ilyushin DB-3, cacciabiplani Polikarpov I-15 e Polikarpov I-153,
cacciamonoplani Polikarpov I-16 e ricognitori bombardieri tattici biplani Polikarpov R-5. Le origini dell'esercito finlandese si collegano ai corpi di protezione creati sin dalla fine del Medioevo per contrastare le incursioni russe durante le molte guerre che videro opposti la Svezia e la Russia per il predominio del Baltico. I corpi di protezione furono ricreati segretamente, con l'appoggio della Germania, durante la Prima Guerra Mondiale, e circa 2000 uomini furono addestrati in Germania nel 1914, per poi combattere contro i russi sul fronte orientale. Tornati in patria nel febbraio del 18, formarono la maggior parte della leadership dell'esercito bianco durante la guerra civile e successivamente dell'esercito regolare finlandese. Nel dicembre del 17 contavano circa 14.000 uomini e nel gennaio dell'anno seguente divennero l'esercito del governo ufficiale della Finlandia. Tra il 1920 e il 1945 vi furono due organizzazioni militari in Finlandia, l'esercito regolare e la guardia civile. Quest'ultima organizzazione si ricollegava all'esperienza dei corpi di protezione durante la guerra civile. Era pervasa da sentimenti politici di estrema destra e molti dei suoi leader e appartenenti furono coinvolti nella fallita ribellione di Mansala nel 1930. Nel 1921 fu creata un'organizzazione paramilitare femminile, poi evolutasi in corpo ausiliario dell'esercito, detta Lotta Svard, dal nome dell'eroina di un poema storico, i cui compiti principali erano provvedere al vettovagliamento delle truppe e prestare il primo soccorso ai feriti. Sin dall'indipendenza nel 17 era un fatto comunemente accettato fra l'opinione pubblica finlandese e fra i militari in modo particolare che l'unico potenziale nemico fosse la Russia, perciò la nazione era psicologicamente preparata allo scontro con l'Unione Sovietica. La leva obbligatoria fu introdotta nel 22 e nel 34 le truppe furono organizzate su base territoriale, in modo tale che le unità potessero essere assemblate, organizzate e equipaggiate in aree prossime a quelle di residenza degli uomini e quindi trasferite al fronte in tempi molto brevi, normalmente entro una settimana dal primo avviso. Tutti gli uomini dei reparti di fanteria erano equipaggiati con sci, perfettamente addestrati nel loro utilizzo e in grado di coprire tramite essi lunghe distanze. Inoltre la mimetizzazione invernale con le tute bianche faceva parte del normale equipaggiamento e i reparti erano dotati di tende riscaldate che consentivano ai soldati di ripararsi e dormire al caldo anche a prossimità del fronte. Sebbene l'addestramento e il combattimento fosse eccellente, le armi a disposizione erano limitate. Ogni fante aveva un fucile Mosin Nagant 1891-30, oppure un Berdan, gli stessi in dotazione dell'Armata Rossa, cosa che consentiva ai finnici di utilizzare munizioni catturate dai russi. Mentre ogni plotone aveva a propria disposizione almeno una mitragliatrice finlandese LS-26 o un mitra Xiaomi KP-31. Per la protezione anticarro vi erano cannoni svedesi Bofors da 37 mm, fucili anticarro Lati L-39, cannoncini Madsen da 20 mm e bottiglie Molotov, queste ultime perfezionate con l'aggiunta di un innesco a urto e prodotte in serie dal Monopolio di Stato per gli alcolici. L'artiglieria era equipaggiata per lo più con cannoni 76 K02 da 76 mm. Il problema che maggiormente affliggeva l'esercito finlandese all'inizio della guerra era la disponibilità limitata di munizioni, almeno finché non cominciarono a giungere gli aiuti stranieri, soprattutto dalla Francia. L'aeronautica militare finlandese all'inizio del conflitto disponeva di 145 aerei, di cui 114 operativi. I velivoli di punta erano rappresentati dai 14 Bristol Blenheim, dei due reparti da bombardamento LV-44 e 46 e da 41 caccia Fokker D-21. A questi aerei si aggiungevano 10 caccia biplani Bristol Bulldog, poco antiquati ricognitori Fokker CV e CX e alcuni idrovolanti Blackburn Ripon e Junkers K-43. In Italia erano stati ordinati 35 caccia Fiat C-50, ma nessuno di essi era ancora stato consegnato. All'inizio di novembre, quando era ormai evidente il fallimento dei colloqui, Stalin scelse l'opzione militare per ottenere ciò che non aveva potuto raggiungere per via negoziale. Fu affrettamente preparato un piano di guerra e furono dislocate le truppe lungo i 1600 km della frontiera sovietico-finlandese, dall'estremo nord al Golfo di Finlandia. Stalin affidò il ruolo di condurre l'offensiva alle forze del distretto militare di Leningrado, guidate dal generale Kirill Afanasevich Marikov. L'attacco doveva essere condotto secondo 4 principali direttrici. Il suo scopo principale era la cattura di Viipuri e l'avanzata verso Helsinki. Subito prima dell'inizio della guerra, Stalin ordinò al generale Merekov
di assumere il comando della settima armata, schierata lungo l'Istmo di Carelia, eliminando in tal modo il comando operazionale del teatro di guerra. I comandanti delle varie armate venivano così a dipendere direttamente da Stalin e dall'alto comando sovietico, Stavka, che fungevano sia da comando strategico che da comando operazionale. Lo schieramento sovietico era il seguente. All'estremo nord la 14ª armata, formata da 3 divisioni di fanteria, 55.000 uomini, 165 carri armati, 220 cannoni, aveva il compito di attaccare il porto di Petsamo per poi marciare verso sud in direzione di Kemijärvi e Rovajemi e unirsi con la nona armata. Nella Finlandia settentrionale la nona armata, su 5 divisioni di fanteria, 95.000 uomini, 275 carri armati, 360 cannoni, doveva avanzare verso il golfo di Botnia per tagliare le vie di comunicazioni con la Svezia. A sud, centro del massimo sforzo sovietico, erano schierate l'ottava e la settima armata. L'ottava armata, formata da 7 divisioni di fanteria e una brigata corazzata, 15.000 uomini, 500 carri armati, 500 cannoni, era schierata a est del lago Ladoga e doveva avanzare lungo la sponda settentrionale del lago per prendere la ferrovia Sortavala-Kemi, il cui possesso avrebbe facilitato le azioni nel nord della Finlandia, e poi attaccare il fianco e le retrovie delle difese nemiche congiungendosi con l'ala destra della settima armata, in modo da impedire alle forze finlandesi di stabilire una difesa organizzata a ovest della linea dei laghi di Saimaa. La settima armata doveva condurre l'attacco principale lungo l'Istmo di Carelia. Era formata da 10 divisioni di fanteria e 6 brigate corazzate, 240.000 uomini, 1.500 carri armati e 900 cannoni. Il suo compito era quello di rompere le difese della linea Mannerheim e avanzare con l'ala sinistra verso Viipuri e il cuore della Finlandia, e con l'ala destra verso il fiume Vuoksi e prendere la ferrovia Sortavala-Imatra, in modo da isolare le forze finniche schierate a nord del lago di Ladoga. In totale 540.000 uomini, 2.485 carri armati, 2.000 cannoni e 2.340 aerei. Di contro, lo schieramento finlandese, all'estremo nord un battaglione di fanteria e 2 compagnie di guardie di frontiera. Nel settore settentrionale inizialmente vi erano solo 2 compagnie di guardie di frontiera, presto incrementata a una forza corrispondente a quella di una divisione e mezza. La nona divisione era in via di equipaggiamento a Oulu. A sud il quarto corpo, con 2 divisioni di fanteria, si opponeva all'ottava armata sovietica, mentre il secondo corpo e il terzo corpo armata, con un totale di 6 divisioni, difendevano l'Istmo di Carelia. La sesta divisione, schierata presso Viipuri, costituiva la riserva principale. Le forze incaricate di eseguire missioni di copertura e di ritardare l'avanzata sovietica sull'Istmo di Carelia consistevano in 14 battaglioni e 9 compagnie organizzate in 4 gruppi, più un gruppo di riserva, mentre lungo la linea di frontiera fra il lago di Ladoga e l'estremo nord, tali forze erano costituite solo da un battaglione delle guardie di frontiera. In totale circa 300.000 uomini, a cui si aggiungevano 100.000 riservisti e altri 200.000 uomini e donne dei corpi ausiliari, 32 carri armati Vickers 6 ton, facenti parte di 2 compagnie corazzate, un gruppo di obsoleti carri Renault FT, 548 cannoni e circa 115 aerei. All'estremo nord la 14ª armata ebbe rapidamente ragione dei pochi difensori finnici, occupando il porto di Petsamo, avanzando verso la frontiera con la Norvegia e la Svezia e mantenendo le posizioni per tutta la durata della guerra, al fine di impedire il transito dei rifornimenti o l'intervento di paesi terzi attraverso la frontiera o, eventualmente, attraverso sbarchi lungo la costa artica. 2 divisioni avrebbero dovuto avanzare verso sud, lungo i 480 km dell'autostrada artica, per congiungersi con le forze della nona armata avanzanti da ovest, ma per problemi di approvvigionamento arrivarono solo a Nautsi. I finlandesi cercarono di portare coraggiosi attacchi contro le posizioni della 14ª armata e le sue vie di rifornimento, utilizzando mobili truppe di sciatori, ma nel terreno aperto dalla tundra, senza la copertura che più a sud offrivano le foreste, sostanzialmente fallirono. La 14ª armata ebbe a soffrire perdite minime. Il compito della nona armata era quello di tagliare in 2 la Finlandia, marciando su Kemi e Oulu, all'estremità settentrionale del golfo di Botnia. Per raggiungere questo obiettivo furono organizzate 2 azioni indipendenti. A nord la 122ª divisione doveva raggiungere Kemi marciando verso Rovajemi, la capitale della Lapponia finlandese, lungo la strada che correva attraverso il villaggio di Salla e lo snodo ferroviario di Kemijärvi. L'unica forza finlandese disponibile per contrastarla era il 18° battaglione di fanteria che il 10 dicembre fu costretto ad abbandonare Salla
aprendo così alle truppe sovietiche la strada verso Rovajemi, a soli 105 km di distanza. L'avanzata fu arrestata dal 40° Reggimento di Fanteria, affrettatamente inviato in quel settore del fronte, che riuscì ad aggirare la 122° Divisione, costringendolo a ritirarsi verso Markajärvi e Salla. Una linea difensiva fu poi stabilita dai finlandesi a Kemijärvi. Più a sud la forza principale avanzò verso l'interno della Finlandia su 3 colonne. 2 reggimenti della 163° Divisione di Fanteria, l'81° e 662°, mossero lungo la strada di Kuntusranta, mentre un terzo reggimento, il 759°, avanzò verso ovest per la strada di Rate, circa 50 km più a sud della strada di Kuntusranta. Una terza colonna, formata da elementi della 54° Divisione di montagna di base a Repola, avanzò verso nord-ovest lungo la strada per il villaggio di Kumo. Intanto sulla strada di Rate, la 44° Divisione ucraina di fanteria motorizzata era in attesa di intervenire in supporto dell'avanzata. Raggiunta Palovara, il 662° e l'81° reggimento si separarono, mentre l'81° avanzò verso sud in direzione di Suomussalmi. Il 662° fu inviato a nord per sviluppare una manovra di aggiramento, ma, bloccato alle strettoie di Pispajärvi dal 16° battaglione di fanteria finlandese, spese 2 giorni cercando di forzare le difese nemiche. L'arrivo di rinforzi, il 6° battaglione di fanteria in bicicletta e il 65° battaglione di fanteria, consentì l'8 dicembre ai finlandesi di passare al contrattacco, costringendo i sovietici ad arretrare. Nel frattempo l'81° e il 795° reggimento sovietici si erano riuniti e avevano catturato la sera del 9 dicembre il villaggio di Suomussalmi, abbandonato e dato alle fiamme dai finlandesi. Le truppe finlandesi disponibili nell'area di Suomussalmi per contrastare l'offensiva sovietica totalizzarono circa 11.500 uomini, appartenenti alla neocostituita 9ª Divisione di Fanteria al comando del colonnello Hjalmar Silasvuo. In inferiorità numerica di quasi 4-1, Silasvuo decise di ingaggiare separatamente 2 divisioni sovietiche e fra l'11 dicembre 1939 e il 7 gennaio 1940, dopo aver bloccato da ambo i lati sia la strada lungo la quale avanzava la 44° divisione che quella attraverso la quale era avanzata la 163°, isolando così le 2 divisioni l'una dall'altra e privandole inoltre di ogni possibilità di ritirarsi o ricevere rinforzi e rifornimenti, nel corso di 2 settimane di battaglia nei villaggi di Suomussalmi riuscì a sconfiggere la 163° divisione e, dopo una complessa serie di operazioni, nella battaglia della strada di Rate dapprima spezzò la lunga colonna della 44° divisione in più tronconi e quindi procedette alla loro distruzione. I superstiti delle 2 divisioni, stremati dal freddo e dalla mancanza di cibo, si ritirarono in disordine oltre la frontiera attraverso la foresta. Dopo la fine della battaglia di Suomussalmi, Silasvuo diresse le sue forze verso sud, dove la 54° divisione di montagna, sebbene allungata lungo la strada di Kumo, si era preparata alla difesa, trincerandosi nel terreno. Il 28 gennaio i finlandesi attaccarono bloccando la via della ritirata ai sovietici e frazionando la divisione in 3 tronconi. Tuttavia, questa volta Silasvuo non riuscì a ripetere i successi precedenti e i sovietici, grazie anche ai rifornimenti aerei, riuscirono a resistere agli attacchi finlandesi fino alla fine della guerra. L'8ª armata, schierata fra il lago Ladoga e la sponda occidentale del lago Onega, aveva il compito di marciare verso Sortavala e Joensuu, per poi attaccare alle spalle le difese finniche sull'istmo di Karelia. Era divisa in 2 unità. Il primo corpo d'armata, schierato a nord, era formata da 3 divisioni di fanteria, 155°, 139° e 56°. A sud il 56° corpo d'armata consisteva di 2 divisioni di fanteria, 18° e 168°, a cui si aggiungeva la 34° brigata corazzata leggera. Tutte le unità attaccarono separatamente lungo strade diverse, distanti l'una dall'altra tra i 10 e i 50 km, frammentando così l'offensiva sin dall'inizio. A nord la 155° attaccò lungo la strada Porajärvi, Lomanzi, Joensuu, ma fu bloccata da un contrattacco finlandese e la linea del fronte si stabilizzò sino alla fine del conflitto. Le 2 divisioni di fanteria del 56° corpo d'armata, la 18° e la 168°, avanzarono verso Sortvala, rispettivamente lungo le strade Lemetti, Impilati, Sortvala e Salmi, Pitkaranta, Impilati, Sortvala. L'avanzata fu fermata dal 4° corpo d'armata finlandese, che riuscì a far arretrare i sovietici e a minacciare le linee di rifornimento. Il 6 gennaio i finlandesi attaccarono e accerchiarono le 2 divisioni di fanteria sovietica, insieme alla 34° brigata corazzata leggera.
Dopo un mese e mezzo di duri combattimenti in situazioni ambientali molto critiche e potendo contare solo sui limitati rifornimenti aerei, il comandante della 18ª divisione, Kondrashov, si risolse a tentare di rompere l'accerchiamento e prese la decisione di dividere le truppe a suo comando in due blocchi. Gli uomini in migliori condizioni fisiche, insieme ai carri della 34ª brigata, avrebbero marciato ai suoi ordini. I feriti e i malati avrebbero marciato in una seconda colonna, sotto il comando del colonnello Alekseev. Tuttavia, mentre Alekseev riuscì a destreggiarsi attraverso le linee finlandesi, giungendo sano e salvo e con i suoi uomini in territorio sovietico, il grosso delle truppe di Kondrashov fu distrutto durante il forzamento delle posizioni finlandesi. La 34ª brigata perse metà dei suoi uomini e il 90% dei carri armati, mentre la sola 18ª divisione ebbe 8.754 uomini morti o dispersi, il più alto tasso di vittime di una divisione di fanteria sovietica durante l'intera guerra. Kondrashov, appena giunto in territorio sovietico, fu arrestato e fucilato, e il colonnello Alekseev fu nominato al suo posto al comando della divisione. L'altra divisione del 56esimo Corpo d'Armata, la 168esima, fu salvata in marzo dalla 15ª Armata, che, attaccando sia dalla terraferma che dalla superficie ghiacciata del lago di Ladoga, riuscì a rompere l'accerchiamento. La 139esima e la 56esima divisione avanzarono in direzione di Suojärvi e dopo aver preso il villaggio il 2 dicembre con un attacco congiunto, si separarono. La 139esima divisione avanzò verso Torvajärvi e la 56esima lungo l'autostrada e la ferrovia che da Suojärvi conducevano verso Joensuu attraverso Loitmola e Varziva. A contrastare l'avanzata della 56esima divisione era schierato il 34esimo reggimento finlandese di fanteria, che ebbe l'ordine di ritirarsi oltre il fiume Kolajoki e tenere la posizione ad ogni costo. I finlandesi si schierarono in difesa lungo un fronte di 3 km, delimitato dalla foresta a nord e a sud nell'area di Kola. Il 7 dicembre la 56esima divisione iniziò l'attacco contro le linee finlandesi, ma per 3 giorni i finlandesi riuscirono a respingere gli attacchi sovietici. Il comando sovietico decise quindi di sviluppare una manovra di aggiramento con le forze del 184esimo reggimento da nord a sud, manovra che non produsse effetti. Esauritasi l'offensiva sovietica, i finlandesi, rafforzati da un reggimento di fanteria, un'artiglieria e una compagnia di fanteria in bicicletta, passarono al contrattacco il 20 dicembre. Dopo una serie di attacchi e contrattacchi da ambo le parti, la linea si stabilizzò fino all'inizio di marzo, quando i sovietici lanciarono un'offensiva con 6 divisioni, ma i finlandesi riuscirono a resistere fino alla fine della guerra. La perdita di Suojärvi e la possibilità che la 139esima divisione sovietica si aprisse la strada verso Torvajärvi, al centro della Finlandia, determinò una situazione di preoccupazione per i finlandesi. A opporsi ai sovietici vi era il gruppo Rasanen, forte di soli 2 battaglioni e una compagnia di fanteria, più una batteria di artiglieria. Dopo i primi successi sovietici, il gruppo fu rinforzato da altri 2 battaglioni di fanteria, ma tutti i tentativi di arrestare l'avanzata della 139esima divisione fallirono. Dopo aver sconfitto e costretto alla fuga le truppe finlandesi che si erano attestate in difesa del fiume Atajoki, il 5 dicembre le truppe sovietiche catturarono il villaggio di Algajärvi, circa 40 km oltre la frontiera, distruggendo le difese finlandesi ivi schierate. Il maresciallo Mannerheim decise di affidare al colonnello Paavo Talvela il compito di arrestare l'avanzata della 139esima divisione. Talvela era un profondo conoscitore della regione, anche dal punto di vista militare, avendo partecipato ai raid condotti nella carriera sovietica dalle forze armate finlandesi nel 19 e nel 20-21. Fu costituito il gruppo Talvela, che comprendeva il 16° reggimento di fanteria, il 9° reggimento di fanteria, 4 battaglioni separati di fanteria e un battaglione di artiglieria. Intanto la 139esima divisione continuò la propria avanzata. Sloggiate le difese finlandesi della diga di Kilpisjärvi, raggiunse la sponda orientale del lago Tolvajärvi, giusto di fronte all'omonimo villaggio sulla sponda opposta al lago. La sera dell'8 dicembre l'intero gruppo Talvela giunse sull'area di Tolvajärvi, dove fu concentrato pronto ad attaccare e respingere la 139esima divisione. Alle 10 del 12 dicembre i finlandesi passarono all'offensiva, attaccando contemporaneamente tutti e 3 i reggimenti della 139esima divisione e costringendoli ad arretrare dopo aver subito pesanti perdite. Durante la notte i sovietici si attestarono su posizioni difensive, circa 8 km a est del lago di Tolvajärvi, su uno stretto istmo fra i laghi Kiukaljärvi e Jallas-Olkajärvi e sulla diga di Ristisalmi. Preoccupato dalle condizioni della 139esima divisione, il comando dell'8ª armata inviò la 75esima divisione di fanteria in suo soccorso,
allo scopo di tenere Risti Salmi e riprendere l'offensiva. L'iniziativa si risolse in un disastro. La divisione fu inviata in battaglia senza adeguate preparazioni e informazioni, e il risultato fu la sconfitta delle due divisioni di Risti Salmi e la ritirata verso il villaggio di Algaiarvi e poi verso il fiume Ataiochi, luogo della prima vittoria della 139esima divisione, dove il fronte si stabilizzò fino alla fine della guerra. Sull'istmo di Karelia, lo sforzo maggiore dell'Armata Rossa fu concentrato su questo relativamente stretto ponte di terra fra Leningrado e il cuore della Finlandia meridionale. Dopo mezz'ora di intenso fuoco di sbarramento da parte di circa 600 cannoni, l'assalto sovietico fu lanciato alle 7 del mattino del 30 novembre, lungo l'intera linea di frontiera. Nel primo giorno di guerra, vicino al Golfo di Finlandia, le truppe finlandesi del gruppo di Usikirko furono rapidamente respinte verso la linea della strada Terjoki-Russelka. Nel settore centrale l'Armata Rossa dovette combattere casa per casa per respingere le truppe di copertura finlandesi dal villaggio di Lipola, mentre in quello orientale si impadronì rapidamente del villaggio di Metsapirti. Un contrattacco finlandese condotto dal gruppo di Rauto il 2 dicembre non riuscì a riguadagnare le posizioni perdute e, per il giorno seguente, i sovietici erano di fronte al lago di Suvanto e dei fiumi Vuoksi e Tiappale. Il 6 dicembre l'ala destra dello schieramento sovietico manovrò per attraversare il fiume Tiappale e stabilire un caposaldo a Kokuniemi, subendo però pesanti perdite e dovendo affrontare 10 contrattacchi finlandesi la stessa notte ed essendo Kokuniemi posto in un asse del fiume esposta al fuoco delle postazioni finlandesi sulle alture circostanti. Per la stessa data, comunque, tutte le forze finlandesi incaricate di compiere missioni di copertura per rallentare l'avanzata sovietica si erano ritirate oltre la linea di Mannerheim. Alla fine della prima settimana di guerra, le truppe sovietiche avanzavano in tutti i settori del fronte e le truppe finlandesi erano sull'orlo del collasso in diversi punti. L'insuccesso finlandese nella prima settimana di guerra fu dovuto in massima parte dalla notevole massa di mezzi corazzati impiegati dai sovietici e nella relativa deficienza dei cannoni anticarro da parte delle truppe finlandesi, e che riuscirono comunque a mettere fuori combattimento 80 carri armati con l'artiglieria o con l'uso delle bombe Molotov, mentre diversi altri furono distrutti dalle mine. L'attacco delle forze sovietiche sull'istmo era condotto secondo due direttrici, l'una diretta verso il villaggio di Summa e la strada di Lade, e l'altra verso Tiappale, all'estremità orientale della linea di Mannerheim. L'area di Summa-Lade era l'obiettivo principale in quanto, se l'attacco avesse avuto successo, avrebbe aperto la strada verso Viipuri e il cuore della Finlandia, e posto fino alla guerra stritolando la maggior parte delle forze finniche in una manovra a tenaglia da sud e da nord. L'offensiva iniziò il 17 dicembre con un bombardamento aereo seguito da un attacco su larga scala, portato dalla fanteria, con il supporto delle forze corazzate, lungo la strada di Lade e il villaggio di Summa. I carri armati sovietici riuscirono a penetrare nelle difese finlandesi, in un punto nel settore della strada di Lade, e, per tutta la giornata, i difensori furono impegnati contro di essi. 22 carri furono distrutti con l'uso di cariche esplosive o con bombe Molotov. Altri furono immobilizzati forzando barre d'acciaio fra cingoli e ruote. Nella notte i finlandesi condussero diversi contrattacchi senza riuscire a riguadagnare le posizioni perdute. Tuttavia, il mattino successivo, il saliente sovietico fu circondato. Le truppe ivi intrappolate subirono pesanti perdite. L'attacco contro Summa fu invece respinto. Il giorno successivo i carri sovietici furono di nuovo lanciati contro Summa e nel pomeriggio un battaglione di carri armati riuscì a sfondare le linee finlandesi, ma alla fine 25 carri sovietici furono distrutti e l'attacco respinto. Il 19 dicembre un attacco, condotto subito dopo un intenso fuoco di sbarramento e artiglieria, riuscì di nuovo a sfondare le linee finlandesi sulla strada di Lade, ma la mancata cooperazione e coordinazione con la fanteria vanificò il successo e la maggior parte dei carri fu distrutta. Nella notte del 20 dicembre un terzo attacco fu diretto contro un settore presidiato da uno dei moderni bunker Popius, chiamato così dal nome del suo ideatore. I due carri sovietici distrussero le postazioni di mitragliatrici, obbligando i soldati che lo presiedevano ad abbandonarlo, ma un contrattacco finlandese riuscì a ristabilire la situazione, riguadagnando le posizioni. Piccole schermaglie fra i due schieramenti, provocati dai tentativi finlandesi di accerchiare gli avamposti sovietici, continuarono per tutta la notte, provocando numerose vittime in ambedue gli schieramenti. Negli altri territori del fronte, a est di Summa, l'Armata Rossa non riuscì a ottenere risultati migliori e, nonostante continuassero ad attaccare con un costante afflusso di nuove truppe e carri, le linee finlandesi tennero lungo l'intero istmo, portando l'alto comando sovietico ad arrestare l'offensiva il 20 dicembre. Quando la battaglia di Summa finì, 239 carri sovietici erano stati distrutti e molti altri danneggiati.
Il comandante del secondo corpo finlandese, generale Åquist, chiese al maresciallo Mannerheim l'autorizzazione a condurre un contrattacco per sfruttare il successo ottenuto prima che le truppe sovietiche avessero il tempo di riorganizzarsi. Il piano prevedeva un attacco condotto su un fronte di 40 km, fra i laghi Kuolamajärvi e Muolajärvi, dal secondo corpo rinforzato della sesta divisione, allora in riserva dietro Sum. Sulla destra la sesta divisione avrebbe dovuto attaccare lungo il fiume Sum, appoggiata sul fianco destro della quarta divisione, mentre la quinta divisione avrebbe dovuto bloccare i sovietici di fronte al villaggio di Sum. Sul fianco sinistro la prima divisione avrebbe dovuto attaccare lungo la ferrovia e parte dell'11ª avanzare verso sud per poi tagliare verso ovest in modo da penetrare lo schieramento sovietico, bloccare le forze e proteggere il fianco sinistro della forza principale. L'offensiva scattò la mattina del 23 dicembre, ma diverse unità non avevano ancora raggiunto le posizioni assegnate a causa di un'adeguata pianificazione. Parte delle unità di artiglieria non raggiunse le proprie posizioni prima del pomeriggio e la coordinazione del fuoco di supporto fu carente, sia a causa della mancata conoscenza dell'esatta posizione delle forze nemiche che della scarsità di affidabili apparecchiature radio per mantenere le comunicazioni con le forze di fanteria lanciate all'attacco. Il generale Åquist perse addirittura ogni contatto con le due divisioni. Gli stessi fattori causarono la dispersione delle forze, che presto si frammentarono in piccole unità isolate, ognuna delle quali combatteva la propria battaglia. I finlandesi guadagnarono solo 3-4 km, prima che la resistenza sovietica obbligasse il generale Åquist, dopo 8 ore, a ordinare la ritirata di tutte le forze verso le posizioni di partenza. All'inizio della guerra Stalin si aspettava una vittoria nel volgere di poche settimane, mentre il capo di Stato Maggiore dell'Armata Rossa, Boris Mikhailovich Saposnikov, era molto meno ottimista e aveva anticipato che la resistenza finlandese sarebbe stata ostinata, proponendo quindi di usare le forze migliori dell'Armata Rossa dopo un'accurata preparazione. Stalin aveva ridicolizzato le preoccupazioni di Saposnikov e affidato il compito di condurre l'attacco a truppe territoriali formate in buona parte da riservisti affrettatamente richiamati. Le truppe erano poco organizzate ed addestrate, sfornite di abbigliamento adatto per le operazioni invernali, con uniformi di cotone e stivali non imbottiti. Alcune divisioni avevano anche in dotazione di sci, ma nessuno degli uomini era mai stato addestrato ad usarli. I carri armati utilizzati erano soprattutto carri anfibi T-37 e T-38 e leggeri T-26. I primi avevano una corazzatura leggera e vulnerabile anche al fuoco delle mitragliatrici, per cui risultarono di scarsa utilità, se non per il traino di artiglierie. I carri T-26 risultarono ben troppo lenti e la loro corazzatura frontale poteva essere facilmente perforata dai cannoni anticarro Bofors da 37 mm, usati dall'esercito finlandese. Inoltre risultò che il vano del motore a benzina prendeva facilmente fuoco se centrato con delle bottiglie Molotov. Solo la 20ª brigata corazzata aveva in dotazione carri medi T-28. Viceversa, le truppe finlandesi avevano saputo utilizzare al meglio la conoscenza del territorio e il perfetto addestramento nel muoversi sul terreno innevato impegnando gli sci, soprattutto dei difficili terreni della Carelia settentrionale. La tattica utilizzata dai finlandesi nei territori settentrionali si rifaceva a quella della guerriglia. Di fronte alle truppe dotate di un armamento superiore, ma lente e mal guidate, i finlandesi svilupparono una tattica che venne denominata motti, una parola in finlandese che indicava legna catastata per essere fatta a pezzi. Muovendosi agilmente con gli sci lungo i fianchi delle lunghe colonne sovietiche, confinati sulle poche strade che attraversarono le fitte foreste innevate, conducevano limitati e continui attacchi di disturbo, dileguandosi poi nella foresta. Quindi attaccavano in forze in diversi punti, suddividendo le truppe avversarie in piccoli gruppi, le motti, che poi, immobilizzati alla neve, venivano poi circondati e annientati. Alla fine di dicembre Stalin realizzò la difficile situazione dell'Armata Rossa sul fronte finlandese ed esautorò il commissario della difesa Kliment Vorosilov, chiamando al suo posto il generale Simen Timoshenko, che fu nominato anche comandante del fronte nord-occidentale, ristabilendo così un comando operazionale, interposto fra l'alto comando e i comandanti delle singole armate impegnate contro la Finlandia. Timoshenko preferì rinunciare alla guerra manovrata e cercò di coinvolgere l'esercito finlandese in una guerra di logoramento, che questo non poteva vincere. Il suo piano prevedeva di concentrare tutta la forza sull'istmo di Karelia, per spezzare le fortificazioni della linea di Mannerheim, applicando una continua e intensa pressione sulle difese finniche. Inoltre utilizzò il mese di gennaio per preparare le forze sovietiche a combattere nelle difficili condizioni invernali e per superare le mancanze rilevate nel primo mese di guerra. Dietro le linee tutte le truppe furono sottoposte a intense esercitazioni e quelle destinate allo sfondamento delle linee fortificate si esercitarono contro una linea fortificata simulata.
furono condotti diversi attacchi per sondare le difese finniche e per testare alcune tattiche innovative, come per esempio slitte corazzate per il trasporto delle truppe, spinte o trainate da carri armati, e piastre blindate montate su sci per fornire copertura individuale ai fanti che avanzavano nella neve. La fanteria e le formazioni di carri furono addestrate a coordinare gli attacchi e gli equipaggi dei carri a coprirsi l'un l'altro col fuoco delle mitragliatrici contro gli attacchi della fanteria nemica. I sovietici impiegarono il mese di gennaio anche per distruggere le difese più forti, come i bunker di cemento armato, utilizzando il fuoco diretto dell'artiglieria pesante e utilizzando palloni frenati di osservazione per localizzare con precisione e tenere sotto continuo fuoco di disturbo le posizioni di artiglieria avversarie. Le unità sull'istmo furono rinforzate a truppe fresche e meglio addestrate, e lo schieramento era organizzato. Le unità che operavano sul fianco destro furono trasformate nella 13ª armata, e alla 7ª armata, che inizialmente copriva l'intero fronte, fu assegnato il ruolo di sfondare la linea Mannerheim nel settore Summa-Lade, in direzione di Viipuri. La nuova offensiva dell'Armata Rossa iniziò il 1 febbraio, con una serie di attacchi locali, supportati da massicci bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei, per poi distruggere le postazioni fortificate finlandesi. Il fronte della 7ª armata correva dal Golfo di Finlandia al lago Murajavi, su una lunghezza di 37 km, mentre la 13ª armata copriva il resto del fronte per una lunghezza di 80 km. Lo sforzo maggiore era concentrato in direzione di Viipuri, con un attacco nel settore della strada di Lade e del villaggio di Summa, affidato a 9 divisioni di fanteria della 7ª armata, mentre le restanti 2 divisioni dovevano operare in supporto del fianco sinistro. L'ala sinistra della 13ª armata, con 5 divisioni di fanteria, doveva attaccare in direzione della stazione ferroviaria di Antria, lungo la linea fra il lago Nurajavi e il fiume Voksi, mentre l'ala destra, con le restanti 2 divisioni, doveva supportare le prime con un attacco verso Kakisalmi, nel settore di Tiappale. Lungo i 2 chilometri della linea del fronte fra il lago di Summarjärvi, a est del villaggio di Sum, e le paludi di Munuasso, c'erano 5 bunker in cemento armato, inclusi i più moderni Poppius, appena a ovest della strada di Lade, e Millon 1 chilometro più a ovest. Ciascuno con 3 postazioni di mitragliatrici, una postazione di osservazione per l'artiglieria e 2-3 squadre di fucilieri. Entrambi di questi bunker, e gli altri 3 meno recenti, erano stati danneggiati dal fuoco delle artiglierie prima dell'attacco, ma erano comunque ancora saldamente tenuti dai finlandesi. In aggiunta a queste fortificazioni permanenti c'erano diversi nidi di mitragliatrici in terra e legno, trincee e sbarramenti in filo spinato. Il settore era difeso dal 2° battaglione e del 9° reggimento di fanteria. La prima compagnia era schierata sulla destra, nel settore del bunker Milon, la seconda nel centro, nel settore della strada di Lade e del bunker Poppius, la terza dietro le paludi di Munassuo. L'attacco venne condotto dalla 123ª divisione di fanteria e dalla 35ª brigata corazzata. A mezzogiorno dell'11 febbraio, dopo 3 ore di preparazione di artiglieria, le slitte corazzate trainate dai carri armati portarono le truppe d'assalto ai bordi dei trinceramenti finlandesi, seguite in massa dalla fanteria. Il 255° reggimento di fanteria attaccò sulla sinistra, dalla parte del bunker Milon, mentre il 245° reggimento attaccò sulla destra, attraverso le paludi di Munassuo. L'attacco nel settore centrale, lungo la strada di Lade e verso il bunker Poppius, venne portato con battaglione di fanteria del 245° reggimento, supportato da 2 battaglioni di carri, il 91° con carri medi T-28 e il 112° con carri leggeri T-26. Dopo circa 20 minuti di furiosi combattimenti durante i quali 4 carri erano stati distrutti dai cannoni anticarro finlandesi, alcuni carristi sovietici, con estremo sangue freddo, riuscirono a parcheggiare i propri mezzi proprio di fronte all'apertura del bunker Poppius, da cui sparavano i finlandesi, obbligando i soldati che lo occupavano ad abbandonarlo. Nel settore delle paludi di Munuassuo, l'attacco sovietico fu respinto, ma nel pomeriggio i finlandesi che rischiavano di essere cerchiati da ovest furono costretti ad abbandonare le posizioni. La battaglia nel settore del bunker Milon si protrasse fino alla notte. I sovietici lo circondarono ripetutamente, solo per essere respinti ogni volta dal fuoco dei difensori, finché, col favore delle tenebre, una squadra di guastatori riuscì a piazzare una carica da 250 kg di tritolo in corrispondenza di una crepa del tetto, facendo saltare in aria il bunker insieme a 30 soldati finlandesi che lo presidiavano. Il giorno successivo il maresciallo Mannerheim decise di utilizzare le truppe di riserva per tentare di riguadagnare la linea iniziale del fronte e salvare la situazione, approfittando di un'esitazione della 123ª divisione che non continuò l'offensiva preferendo invece fermarsi per consolidare le posizioni raggiunte. Questa esitazione diede ai finlandesi la possibilità di contrattaccare, facendo intervenire le riserve,
ma, dopo qualche successo iniziale, soverchiati dai sovietici, i finlandesi dovettero interrompere l'offensiva e ritirarsi. Il mattino del 14 febbraio tutte le unità finniche che circondarono il saliente sovietico nel settore della strada Ilade ricevettero l'autorizzazione a ritirarsi, nel caso non fossero più stati in grado di mantenere le posizioni verso la linea di difesa intermedia, chiamata linea V. Questa linea di difesa era parzialmente preparata con lo sbarramento per i carri e linee di filo spinato, e correva dal bordo settentrionale del lago Murajärvi all'isola Vuosaari, nella baia di Viipuri. Gli sviluppi della situazione sulla strada di Lade resero anche necessario evacuare il settore di Summa, in imminente pericolo di essere aggirati dai sovietici da nord-est. Le fortificazioni di Summa furono abbandonate nella notte fra il 14 e il 15 febbraio e l'intera area fu occupata dall'Armata Rossa. Nel pomeriggio del 15 febbraio, unità speciali delle forze sovietiche, formate da brigate corazzate, supportate da unità di fanteria e dal genio di guastatori, si aprirono la strada sulla dorsale nord della strada di Lade. Lo stesso giorno il maresciallo Mannerheim autorizzò l'intero secondo corpo finlandese a ritirarsi dietro la linea V, e 2 giorni dopo la ritirata era stata completata. Nella notte del 17 febbraio i sovietici raggiunsero la linea V, nelle vicinanze del lago Näikijärvi. Furiosi combattimenti si accesero nel settore immediatamente a est del lago, dove reparti della 123esima divisione e della 35esima brigata corazzata si spinsero dentro le difese finlandesi, lungo uno stretto corridoio presso la stazione di Onkaniemi. Ripetuti contrattacchi finlandesi non riuscirono a sloggiare i sovietici, che per il 23 febbraio avevano iniziato ad aggirare le posizioni finniche. Per scongiurare il pericolo, il comando del secondo corpo pianificò un contrattacco per il mattino del 26 febbraio, impegnando i carri Vickers 6 ton, di una delle 2 compagnie corazzate di cui disponeva l'esercito finlandese. 5 carri furono distrutti appena partiti dalle loro posizioni. Un altro rifiutò di mettersi in moto e i restanti 6 furono costretti a invertire la marcia, non riuscendo ad avanzare nella neve alta. Il contrattacco fallì e il cuneo sovietico lungo la ferrovia, che minacciava di tagliare le linee di comunicazione fra le posizioni tenute dal secondo corpo e Viipuri, rese necessaria il 27 febbraio la ritirata delle forze finlandesi dalla linea V alle posizioni sulla linea di difesa successiva, la linea T, che correva dalla baia di Viipuri lungo i sobborghi della città verso Tali, Karisalmi, Kuparsaari, per congiungersi al fiume Vuoksi presso Pollakalla. Il 3 marzo i finlandesi completarono la ritirata sulla linea T e nel frattempo misero in atto una riorganizzazione del comando e delle forze. Il 19 febbraio il comandante supremo delle truppe finlandesi sull'Istmo rassegnò le proprie dimissioni, ufficialmente per motivi di salute, in pratica per dissapori col maresciallo Mannerheim sulle strategie da seguire sin dall'inizio della guerra. Il suo posto fu preso dal comandante del terzo corpo, mentre il vincitore di Tolvajärvi, il neopromosso generale Talvela, fu trasferito al comando del terzo corpo. Contemporaneamente fu creato il primo corpo, schierato al centro dell'Istmo, fra il secondo corpo a ovest e il terzo corpo a est. Ciò diede la possibilità al generale Åqvist, comandante del secondo corpo, di concentrarsi esclusivamente sulla difesa del cruciale settore di Viipuri. Mentre erano in corso trattative di pace fra finlandesi e russi, con la ritirata di tutte le truppe entro la linea T, l'alto comando finlandese sperava di poter bloccare l'avanzata sovietica grazie alle forti posizioni difensive che Viipuri offriva, fino a sopraggiungere la primavera che, col disgelo, avrebbe trasformato le pianure in una distesa di acquitrini e fango, bloccando o almeno rallentando l'Armata Rossa finché la guerra non fosse arrivata a una conclusione in un modo o nell'altro. Il fronte davanti Viipuri era tenuto dalla terza e dalla quinta divisione, fra la baia di Karemellati e Timassuo. Il 2 marzo, in questo settore, la settima armata sovietica riuscì a inserire un cuneo nella linea finlandese a Utiala, immediatamente a sud del sobborgo di Kyllikokimaki, e fra il 5 e il 7 marzo i sovietici attaccarono decisamente le posizioni della terza divisione, riuscendo a penetrare le difese. Poiché la terza divisione non sembrava in grado di arginare la penetrazione sovietica e tenere la linea, quasi tutte le riserve del primo e del secondo corpo furono impiegate in combattimento nell'area. L'11 marzo 2 ulteriori penetrazioni sovietiche convinsero il comando finlandese nella necessità di accorciare la linea tenuta dalla terza divisione, facendola arretrare a ridosso della città. Ma il maresciallo Mannerheim, considerando che i negoziati di pace sembravano essere arrivati a uno stadio finale, negò la propria autorizzazione, chiedendo invece alla terza divisione di mantenere le posizioni almeno fino alla sera successiva. Durante la notte dello stesso giorno, la settima armata spezzò le linee finlandesi fra Kame-sama e l'isola di Porkha a nord-ovest di Viipuri, e il giorno successivo lanciò un massiccio attacco contro la terza e la quinta divisione, riuscendo a penetrare in più punti fra Karjala e Timassuo, avanzando poi verso ovest e sud-ovest, e minacciando di circondare la terza divisione.
Gli esausti reparti finlandesi non furono in grado di condurre contrattacchi per chiudere le falle che si erano aperte nelle difese e la terza divisione fu obbligata ad arretrare mentre i sovietici la incalzavano da vicino. Mentre la terza e la quinta divisione combattevano davanti ai Viipuri, la 23esima divisione finlandese teneva al fronte alla loro sinistra fra Timassu e Tali. Dall'8 marzo i sovietici sottoposero le posizioni della 23esima divisione a un pesante attacco, spingendo indietro i finlandesi di circa 10 km. I ingegneri della 23esima divisione allagarono l'area, ma ciò non fermò l'avanzata sovietica. I carri pesanti T-28 e T-35 trainarono i carri leggeri T-26 attraverso le aree allagate, dove la profondità dell'acqua raggiungeva 1 metro, e la fanteria, in certi casi, attraversarono le stesse aree con l'acqua fino alla cintola e con temperature sotto lo zero. Quando la quarta divisione, che presidiava il fianco destro delle linee finlandesi, si ritirò sulla linea V e le batterie costiere dell'isola di Koivisto furono abbandonate, la baia di Viipuri incominciò a giocare un ruolo decisivo nella difesa dell'area urbana di Viipuri. Come già detto, l'inverno del 39-40 fu uno dei più freddi di sempre, ma fino a febbraio il tempo atmosferico aveva giocato a favore dei finlandesi, bloccando l'avanzata sovietica, con copiose nevicate arrivate prima del previsto. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, invece, il disgelo che avrebbe aiutato i finlandesi rompendo la crosta di ghiacci che ricopriva le baie e i laghi arrivò in ritardo. Il ghiaccio, ancora all'inizio di marzo, era sufficientemente spesso e forte da sostenere il peso dei carri armati, e il freddo così intenso da richiudere in breve tempo le crepe praticate nel ghiaccio dai guastatori finlandesi. I sovietici poterono quindi attraversare il golfo di Finlandia e aggirare le difese di Viipuri da sud-ovest. Per rinforzare le difese del golfo, il maresciallo Mannerheim decise di affidare la difesa del fronte di Salla, nella Finlandia settentrionale, ai volontari stranieri. Circa 8.000 svedesi e 725 norvegesi rilevarono le posizioni di 5 battaglioni di fanteria finlandesi, che, insieme a 2 batterie di artiglieria, furono dirottate sul golfo. Fu costituito il gruppo della costa, comprendente la quarta divisione e un certo numero di battaglioni e batterie di artiglieria, compresi quelli trasferiti dal nord. Le truppe sovietiche avevano già dal 22 febbraio occupato l'isola di Pessari, a nord-ovest di Koivisto, e il 2 marzo attaccarono e occuparono l'isola di Tuppura. Dopo una serie di attacchi falliti, i sovietici svilupparono un'apposita tattica per prendere le isole. Bombardavano l'isola oggetto dell'attacco con l'artiglieria e l'aviazione. Quindi la circondavano coi carri armati, tagliando fuori i difensori dalla terraferma, i carri stringevano poi l'accerchiamento, mentre le fanterie, prima dell'assalto finale, tenevano i difensori costantemente sotto il fuoco dei mortai e delle armi leggere. La tattica fu usata con successo per occupare le isole di Uras, Teikari e Suonio. Le isole furono usate dai sovietici come base per sbarcare sulla costa finlandese al capo Vilaniemi e a quello di Arampeniemi. Il 4 marzo, partendo dalle isole Sussari, Lavansari e Someri, i sovietici lanciarono un attacco verso le città di Kokhta e Amina, attraverso la superficie ghiacciata del golfo. L'avanzata fu fermata dalle batterie costiere finniche, le cui granate aprirono fratture nel ghiaccio causando numerose vittime fra i sovietici e gettando nel panico i sopravvissuti. Le artiglierie pesanti sovietiche furono quindi dirette contro quelle finlandesi e il giorno successivo la settima armata aveva fermamente posto piede sulla costa settentrionale della baia di Viipuri, tagliando la strada che collegava Viipuri a Helsinki attraverso Amina. Lo stesso giorno furono prese d'assalto tutte le restanti isole nella baia, che, l'una dopo l'altra, furono abbandonate dai finlandesi. Con la settima armata stabilmente insediata sulla costa settentrionale della baia e in procinto di isolare e cerchiare da ovest le truppe che difendevano Viipuri, la situazione dell'esercito finlandese era prossima al disastro. L'attività navale durante la guerra fu limitata. Il Mar Baltico incominciò a ghiacciare a fine dicembre, rendendo difficile la navigazione alle navi da guerra. A metà inverno solo i sommergibili e le navi rompighiaccio potevano ancora operare. I russi tentarono di condurre l'attacco contro la Finlandia anche dal mare e, sebbene riuscirono ad occupare alcune isolette a largo della costa finlandese, fallirono nel tentativo di sbarcare sulla terraferma. La Finlandia aveva numerose batterie costiere, in gran parte eredità di quelle che facevano parte dell'impero russo, per difendere le baie più importanti e le basi navali. La flotta del Baltico sovietica bombardò Porvoo, circa 32 km a est di Helsinki, e tentò di sbarcare truppe d'assalto, ma fu respinta dal fuoco dei cannoni finlandesi. Anche Turku e Anko furono bombardate. L'aviazione sovietica attaccò navi e baie finlandesi e minò le linee di comunicazione marittime della Finlandia. La marina finlandese posò numerosi campi minati per proteggere le coste e le linee di comunicazione marittime, attraverso navi posamine e sommergibili, e le sue navi da scorta protessero efficacemente i convogli.
Il 30 novembre del 39 i bombardieri sovietici attaccarono Viipuri, cogliendo la caccia finlandese di sorpresa. Nello stesso giorno 8 bombardieri sovietici, che dovevano bombardare il porto e i depositi di combustibili vicino a Helsinki, mancarono l'obiettivo e colpirono invece la città, uccidendo circa 100 civili e provocando lo sdegno internazionale. Le bombe sovietiche vennero ironicamente battezzate dai finlandesi ceste di pane di Molotov, dopo che il commissario agli esteri sovietico aveva dichiarato alla radio che la VVS aveva gettato pane su Helsinki, dove la gente moriva di fame. Per economizzare le forze disponibili, ai piloti finlandesi venne raccomandato di attaccare preferibilmente i bombardieri, ingaggiando battaglia coi caccia nemici solo quando strettamente necessario, o per proteggere i propri bombardieri e ricognitori. L'indomani si ebbe il primo scontro aereo. Il tenente Ennio Nukanen, ai comandi di un Fokker D-21, intercettò sopra Koliola 2 Tupolev SB-2 e ne abbatté uno. Intanto, in soccorso alla Finlandia, stavano arrivando aiuti ai volontari dall'estero. La Finlandia fornì, su base volontaria, 12 Globuster Gladiator 2 e 4 Hawker Hart col personale di volo e di terra inquadrati nel 19° Reggimento Aereo. La Francia donò 30 MS-406, che raggiunsero la Finlandia nel dicembre del 39. La Gran Bretagna donò 24 anziani cacciabiplani Gloster Gauntlet 2 e 10 Gloster Gladiator 2. Altri 20 vennero invece venduti insieme a 12 bombardieri Bristol Bay M4. Invece i Fiat G50, comprati dall'Italia e spediti a mezzo ferrovia, vennero bloccati e rispediti indietro dalla Germania, in rispetto del trattato con l'Unione Sovietica. 2 esemplari del caccia italiano raggiunsero comunque la Finlandia nel dicembre del 39 e altri 30 via mare prima della fine della guerra. Mentre i reparti di bombardamento, data la scarsa consistenza numerica, poterono influire poco sulle operazioni aeree, la caccia finlandese fu invece attivissima e, in breve tempo, i Fokker D-21 diventarono i protagonisti delle battaglie aeree sulla Finlandia, imponendosi tanto ai bombardieri quanto ai caccia sovietici. Contro un nemico numericamente molto superiore, ma deficitario nell'addestramento e poco motivato, i piloti finlandesi ottennero ottimi risultati. I caccia finlandesi solevano operare da basi disperse, con piste in neve battuta o superficie dei laghi ghiacciati, usando sci al posto di ruote del carrello. Da queste basi, quando una formazione nemica veniva individuata, i cacciafinici erano diretti via radio in modo da concentrarsi e attaccare in massa. I piloti dei caccia erano stati istruiti a evitare il combattimento manovrato contro i più lenti ma più agili biplani sovietici Polikarpov I-15 e Polikarpov I-153, preferendo invece sfruttare la maggiore velocità dei loro Fokker. Tuttavia, data la sproporzione delle forze in campo, mentre i sovietici potevano facilmente rimpiazzare le perdite, le forze aeree da caccia finlandesi andarono inesorabilmente esaurendosi col passare dei giorni. Anche perché, in conseguenza delle forti perdite patite, i bombardieri sovietici vennero man mano dotati di blindature e scortati da sempre più numerose forze da caccia, dotate dei più moderni monoplani Polikarpov I-16. Quando fu firmato l'armistizio, l'aviazione finnica, che nel corso del conflitto era arrivata a schierare un totale di 287 aerei, dei quali 162 caccia, aveva perso in tutto 62 velivoli, contro i 900 aerei perduti dai sovietici. Di questi ultimi, 207 erano stati abbattuti dalla caccia, 314 dalla contraerea e i rimanenti risultavano persi in incidenti. All'inizio di marzo il maresciallo Mannerheim e il governo finlandese stavano soppesando le possibilità che la promessa spedizione militare anglo-francese accorresse in aiuto della Finlandia, ma senza alcuna garanzia di successo. Fra l'8 febbraio e il 7 marzo la consistenza e la data d'arrivo dell'aiuto promesso variarono considerevolmente. Il 7 marzo il generale Edmund Ironside, capo dello Stato Maggiore britannico, informò ai finlandesi che una forza di 57.000 soldati francesi, britannici e polacchi era pronta per essere inviata e che il primo scaglione di 15.000 uomini avrebbe raggiunto la Finlandia per la fine di marzo. Sia la Svezia che la Norvegia, già dal 2 marzo, avevano rifiutato il permesso di transito attraverso il proprio territorio. Sui reali motivi delle promesse anglo-britanniche vi erano ampi sospetti, condivisi dalla Finlandia e dagli altri stati scandinavi e dalla Germania, che esse fossero dettati dalla convinzione che gli alleati e il loro intervento avrebbe portato gli stati scandinavi entro il blocco antitedesco, minacciando le indispensabili forniture di minerali ferroso e nickel che giungevano alla Germania dalla Scandinavia, attraverso il porto norvegese di Narvik e quello svedese di Duea sul Baltico, e quello finlandese di Petsamo, fino alla possibilità che i britannici ottenessero il controllo del Baltico. Inoltre sembrava che gli alleati vedessero di buon occhio un'eventuale continuazione della guerra, che avrebbe distrutto l'economia sovietica e quindi ridotto i rifornimenti di materie prime alla Germania. Perciò sia il governo tedesco che quello svedese si adoperarono affinché la Finlandia raggiungesse una pace con l'URSS e il canale utilizzato fu l'ambasciata svedese a Mosca.
Attraverso la mediazione svedese, il governo sovietico inviò una delegazione finlandese a Mosca per discutere dei termini di un armistizio. La delegazione arrivò a Mosca il 7 marzo e di essa faceva parte lo stesso primo ministro Ryti. Considerando la situazione militare, il maresciallo Mannerheim raccomandò al proprio governo di giungere a un cessate il fuoco prima del collasso definitivo del fronte. Nella notte fra il 9 e il 10 marzo, con l'opposizione di soli 2 membri, il governo decise di autorizzare la delegazione a Mosca ad accettare i termini della pace a propria discrezione. Gli anglo-francesi continuarono a pressare i finlandesi affinché richiedessero espressamente il loro aiuto, con la promessa che in tal caso la forza di spedizione alleata sarebbe stata inviata anche senza il consenso della Norvegia e della Svezia. Ma, ormai, sia il maresciallo Mannerheim che il ministro Tanner consideravano poco significativo l'aiuto promesso di fronte alla situazione militare. Il mattino dell'11 marzo il governo e il comitato parlamentare per le relazioni con l'estero concordarono con la proposta del ministro Tanner che i termini di pace avanzata dai sovietici dovessero essere accettati. Il 12 marzo l'accordo fu firmato e il cessate il fuoco entrò in vigore la mattina successiva. L'opinione pubblica mondiale si schierò a favore della causa finlandese. La guerra mondiale, dopo l'invasione della Polonia da parte di Hitler e la dichiarazione di guerra di Francia e Regno Unito alla Germania, era in una posizione di stallo con le opposte forze che si fronteggiavano lungo le linee Maginot e Sigfrido, in quella che fu definita strana guerra. Pertanto l'attenzione dell'opinione pubblica si concentrò sulla guerra d'inverno. L'aggressione sovietica venne considerata prima di giustificazioni, dato che nessuno si preoccupò di analizzare le possibili cause. E aiuti ai volontari giunsero in Finlandia da tutto il mondo, tanto dal fronte delle democrazie quanto dall'Italia fascista e dell'Ungheria. Il numero totale dei volontari fu di 11.500 uomini, di cui 8.275 svedesi, 725 norvegesi, 800 danesi, 400 ungheresi e 300 statunitensi di origine finnica. La nazione che più di tutte inviò aiuti materiali in Finlandia fu la Francia: 145 aeroplani, 500 pezzi di artiglieria, 5.000 mitragliatrici, 200.000 granate, 400.000 fucili e 20 milioni di munizioni. L'impegno per un aiuto militare, diretto da parte delle grandi potenze democratiche, Regno Unito e Francia, fu invece limitato e tardivo. Si formularono piani ambiziosi per l'invio di truppe, che avrebbero dovuto unirsi a quelle finlandesi, passando per la Norvegia e la Svezia, e addirittura per il bombardamento dei pozzi petroliferi del Caucaso, partendo dalle basi francesi e britanniche del Medio Oriente. Ma la costituzione di un corpo di spedizione alleato di circa 57.000 uomini fu effettivamente decisa soltanto quando ormai la situazione militare finlandese era irrimediabilmente compromessa. 3 divisioni britanniche, 2 battaglioni di truppe alpine francesi, 2 battaglioni della legione straniera francese e un battaglione polacco, al comando dell'ammiraglio François Darlan, avrebbe dovuto sbarcare a Narvik e in altre località della costa settentrionale norvegese. Lo sbarco fu bloccato dall'armistizio fra Finlandia e l'Unione Sovietica, che privava gli alleati di un valido pretesto, ma intanto Norvegia e Svezia avevano già negato il permesso di sbarco e di transito delle truppe anglo-francesi. Alla fine i reparti britannici, francesi e polacchi sbarcarono comunque in Norvegia, ma quando già i tedeschi, con la via dell'operazione Weserübung, avevano già dato inizio all'invasione del paese scandinavo. Il trattato di pace di Mosca, che pose fine alle ostilità, fu firmato il 12 marzo 1940 e il cessate il fuoco entrò in vigore alle ore 11 del giorno successivo. La Finlandia dovette cedere 64.750 km² di territorio, in cui abitava il 12% della popolazione, comprendenti l'istmo di Karelia, con la città e la provincia di Viipuri e una larga fascia del terreno a nord del lago Ladoga, riportando in pratica la frontiera a quella stabilita da Pietro il Grande nel 1721. Inoltre dovette cedere diverse isolette del Golfo di Finlandia, la propria porzione della penisola di Ribaci e un'ampia zona di confine sull'area di Salle e Kuusamo. Dovette anche affittare all'Unione Sovietica per un periodo di 30 anni il promontorio di Anko ed estendere entro un anno la ferrovia di Kemijärvi verso la nuova linea di frontiera a Salla, per collegarsi con quella esistente in territorio sovietico. Invece l'area di Petsamo e Soporto, che erano stati occupati dai sovietici all'inizio della guerra, rimasero alla Finlandia, che così conservò l'accesso nel mar glaciare artico. Le perdite finlandesi furono circa 26.600 morti, 48.243 morti e dispersi secondo le stime più recenti, e 43.500 feriti. Le perdite subite dai sovietici variano dai 50.000 morti e ai 160.000 feriti ammessi da Molotov ai 200.000 morti stimati dal maresciallo Mannerheim e fino al 1.000.000 di morti sostenuto da Khrushchev nelle sue memorie. Stime più attendibili derivate dagli archivi militari dell'URSS danno le perdite sovietiche a 126.875 morti e dispersi, 264.908 feriti e fra i 5.468 e i 5.572 prigionieri.
I prigionieri di guerra sovietici, rilasciati dai finlandesi, vennero portati in Unione Sovietica e radunati nel campo di Ust Gork. Qui vennero sottoposti a indagini da parte degli uomini dell'NKVD, per scoprire se ci fossero stati casi di facili cedimenti al nemico, diserzioni o addirittura tradimenti. Alla fine degli interrogatori, 500 di essi furono condannati a morte e 354 a pene fra i 5 e gli 8 anni di lavori forzati. La guerra d'inverno nella storiografia finlandese, in generale in quella occidentale, è tradizionalmente presentata come una lotta condotta dalla Finlandia per la propria indipendenza contro l'imperialismo stalinista. Tuttavia nessun documento è stato trovato negli archivi sovietici dopo la dissoluzione dell'URSS che possa supportare l'ipotesi che Stalin intendesse annettere la Finlandia all'Unione Sovietica. Per la Finlandia la guerra ebbe conseguenze devastanti. Le perdite militari rapportate alla popolazione equivalevano a 1 milione di morti sovietiche. Le perdite di risorse economiche e capacità industriali furono severe e circa fra i 400.000 e i 500.000 finlandesi che abitarono nelle zone annesse all'Unione Sovietica lasciarono le loro case e si trasferirono in territorio finlandese. Politicamente la guerra d'inverno portò dapprima all'isolamento e quindi al riavvicinamento alla Germania nazista e fu la base della cosiddetta guerra di continuazione, che il 22 giugno del 1941 vide la Finlandia schierata contro l'Unione Sovietica al fianco delle potenze dell'asse nell'operazione Barbarossa. Entrambe le parti basarono le loro decisioni su presupposti sbagliati. La linea finlandese fu decisa in ampia parte dal ministro degli esteri Erkko, secondo il quale le minacce sovietiche erano un bluff, non potendo l'URSS ignorare le conseguenze che una guerra avrebbe avuto sul piano internazionale, da parte delle potenze occidentali e della Svezia. I sovietici entrarono in Finlandia pensando che l'esercito finlandese avrebbe offerto al più una resistenza simbolica, mentre la popolazione avrebbe accolto l'Armata Rossa a braccia aperte, un ottimismo confermato anche all'NKVD di Helsinki, seriamente debilitata dalle grandi purghe e a corto di fondi. A parte le perdite umane, la peggior conseguenza della guerra d'inverno per l'Unione Sovietica fu la perdita del prestigio per l'Armata Rossa, perché i fallimenti della prima fase della guerra ricevettero maggiore attenzione che non i successi sull'Istmo di Karelia dell'ultima fase. Una sessione speciale del Consiglio Militare Supremo Sovietico ebbe luogo fra il 14 e il 17 aprile 1940 per analizzare i problemi rilevati durante la guerra e il 12 agosto il Consiglio approvò una risoluzione che riorganizzò la struttura dell'esercito, ristabilì il comando unificato dei fronti, cambiò il ruolo dei commissari politici che avevano tentato indebitamente di influenzare le tattiche militari e che furono ridotti al rango di subordinati rispetto ai militari, con l'unico ruolo di provvedere all'indottrinamento politico delle truppe, e riformò procedure di addestramento. Sull'esempio delle truppe di sciatori finlandesi, che avevano dato un grande vantaggio ai finlandesi in fatto di mobilità, speciali unità su sci furono costituite e addestrate in Siberia. Una nuova generazione di ufficiali post-rivoluzionari comparve sulla scena per rimpiazzare i loro predecessori. La maggior parte degli ufficiali sopravvissuti alle purghe, nelle carceri e nei campi di prigionia della Siberia furono via via reintegrati nelle forze armate. Fra di loro il colonnello Konstantin Konstantinovich Rokossovskij, promosso generale nel giugno del 40, dopo 3 anni di carcere destinato a diventare maresciallo dell'Unione Sovietica durante la Grande Guerra Patriottica. Anche se grandi errori furono compiuti nell'alto comando sovietico, ancora nel 1941, essi furono in massima parte diversi da quelli commessi nella guerra d'inverno, e, anche se estremamente costosi sul piano delle perdite umane, non ebbero esiti fatali. Gli eventi militari della guerra d'inverno ebbero 2 effetti nella visione degli osservatori stranieri. Innanzitutto, l'iniziale sconfitta dei sovietici diede alle potenze occidentali un'impressione completamente falsa di debolezza militare dell'URSS. Poi, i comandi militari delle potenze occidentali si formarono un'opinione che gli attacchi delle forze corazzate avevano sostanzialmente fallito. Le intelligenti tattiche usate dai finlandesi contro i carri armati e le caratteristiche ambientali del paese, che davano una buona copertura ai difensori, ma esponevano i carri all'attacco delle fanterie avversarie, fecero apparire gli attacchi dei carri sotto una cattiva luce sproporzionata rispetto alla realtà. Più complesso fu l'atteggiamento dei tedeschi. Se gli esponenti delle alte gerarchie naziste si mostrarono in genere concordi nel giudizio negativo riguardo alle capacità dimostrate dall'Armata Rossa, Hitler, in una lettera a Benito Mussolini l'8 marzo del 40, scrisse: «Le critiche di cui sono stati oggetti i soldati russi in conseguenza delle operazioni fino ad oggi non sono confermate dalla realtà dei fatti. Considerando le possibilità di approvvigionamento, nessuna potenza al mondo sarebbe stata capace, se non dopo un'accurata preparazione, di ottenere risultati diversi a 30-40 gradi sotto zero e su un simile terreno, da quelli ottenuti dai russi all'inizio. Probabilmente la valutazione di Hitler sulla reale forza dell'Armata Rossa, e quindi la sua decisione finale di invadere l'URSS, non fu influenzata dalle vicende della guerra d'inverno, ma da considerazioni di tipo razziale basate sul presupposto che la razza slava mancasse delle virtù militari».